Al Monsignor Sanguinetti di Quarto si affrontano Pria Rugia Gimora e Don Bosco, biancorossi reduci dalla sconfitta interna contro il Voltri 87 per 2-1, mentre ospiti che provano a bissare l'importante vittoria di domenica scorsa contro il CEP. Il fischietto Conti della sezione di Genova dà inizio al match ed è subito Pria Rugia pericoloso con Borgiani che fa fuori il suo diretto avversario con un paio di finte e poi fa partire un destro che si infrange sul muro eretto da Capitan Moscariello, ma è solo il preludio del gol che arriva al minuto 20. Cross di Carvelli, poi fa tutto Zinari, il numero 9, stoppa in area, si sposta la sfera sul mancino e in scivolata fredda medicina portando avanti il Pria. Sulle ali dell'entusiasmo il Pria prova a far male, sponda di Zinari, verticalizzazione di Saccone per 0, ma l'attaccante strozza troppo il mancino spedendo a lato. Pochi istanti dopo raddoppia con merito la formazione di Mangini. Borgiani semina il panico sulla destra, mette al centro e questa volta 0 non si fa pregare anticipando l'avversario con un tocco di prima al volo che non lascia scampo al portiere ospite. Si va negli spogliatoi sul 2-0 Pria e ripresa che parte con lo stesso monologo del primo tempo. Zenna riprova il bis su punizione ma il palo ha altri programmi e respinge la sua conclusione. Ancora Pria pericoloso con Carvelli che da posizione favorevole calcia a lato di poco. Si fa vivo anche il Don Bosco, bella azione da destra a sinistra ma il numero 16 Amaranto si fa ipnotizzare da un'uscita super di Imperato che evita il 2-1. Gol ospite che arriva pochi istanti dopo, disattenzione della difesa del Pria su una punizione da 40 metri e Carrello ne approfitta con un destro al volo depositando la sfera in rete. Nel momento migliore del Don Bosco arriva l'episodio che chiude il match, Jolly di Saccone che con una conclusione dalla tre quarti sorprende Medicina facendo esplodere tutta la panchina di casa. Non molla il Don Bosco che sfrutta lo scontro fortuito tra Imperato e Carvelli, il numero 18 ospite viene sbilanciato da terra dal difensore, ma per il direttore di gara si può proseguire. Cala al sipario con il triplice fischio, vittoria per 3-1 del Pria che vola a quota 18 punti momentaneamente al settimo posto in classifica.